Buonasera a tutti ragazzi, come sempre escono sempre fatti sempre più strani. Ora è stata registrata dalla famosa sonda SDO, Solar Dynamic Observatory della NASA, che c'è stata una grande macchia quadrata sul Sole, quindi proprio una cosa moltissimo grande, più grande anche di Giove, quindi è proprio un oggetto dalla forma rettangolare. Quindi l'anomalia è stata chiaramente ben visibile, quindi non si è trattato di un errore oppure una foto, perché la registrazione era quella direttamente dalla NASA veniva, quindi hanno fatto, non era un difetto di pixel delle fotografie, era un oggetto diciamo che occupava migliaia e migliaia di chilometri. Insomma, diciamo una cosa davvero notevole. Quindi l'unica, ciao avvocatella, buonasera. Quindi l'unica cosa che possono spiegare secondo alcuni ricercatori, no, una macchia quadrata era, non era un oggetto stavolta. Però secondo un famoso ricercatore, secondo lui, una volta a settimana sul Sole avviene una singolarità, cioè la creazione di un buco nero, cioè una volta a settimana si forma come un buco nero, cioè perciò si chiama singolarità, che permetterebbe, diciamo, a civiltà extraterrestri di passare da un punto all'altro dell'universo in pochissimi, diciamo, tempo. Cioè per fare 100 anni luce con un buco spazio-temporale così impiegherebbero 2-3 ore. Quindi loro la chiamano singolarità, cioè la creazione di un buco nero, uno Stargate come lo vogliamo chiamare noi. Quindi diciamo che il nostro Sole sarebbe, come sempre tutti, molti anche ufologi, tutti pensano che sia, diciamo, un passaggio verso un'altra parte, diciamo, qualche altro universo che sta lontano da noi e che non possiamo arrivare, diciamo, non ci possiamo arrivare. Quindi pensa che questa, diciamo, questa forma quadrata sia un accesso avanzato al nostro sistema solare che non potremmo mai arrivare con navicelli o altre cose. E quindi sfruttano questo Stargate del nostro Sole per passare da una parte all'altra, diciamo, dell'universo. Infatti tante volte sono state viste oggetti di tipo sferico, quindi parliamo di UFO ora, però stavolta questa non era un UFO, questa era come una porta, diciamo così, chiamavano una porta quadrata, che poi si è richiusa, poi non è che sia rimasta lì, cioè è stata per un giorno aperta e poi è andata via, come si è registrato così dopo non si è registrata più. Quindi diciamo che e quindi questa è l'unica teoria. No, no, non può avere effetti sulla Terra, no, no, permetterebbe, diciamo, l'accesso a UFO, alieni, come li vogliamo chiamare noi, per arrivare qui nel nostro universo e per ritornare nell'oro. Questo sarebbe in effetti. Quindi diciamo che, ho capito, dopo controllo, non ti preoccupare. Quindi diciamo che in effetti a noi non farebbe nessun male, in effetti, quindi queste si pensavano che era un difetto, sa, della macchina fotografica, della registrazione della sonda SO, ma invece no, non ci sta nessun difetto, quindi è reale quella cosa quadrata gigantesca, più grande di Giove, quindi non è un UFO perché quindi sì, sì, ma di solito in effetti questa cosa quadrata sta sulla corona solare, diciamo, in effetti. Quindi no, non succede niente, no, no, ma non lo so più. Quante Mercedes ci stanno? Quindi diciamo che non succede nulla di che a noi della Terra a prendersi questo coso, perché è come se apriamo una porta di casa ed entrano e escono extraterrestri, UFO sicuramente, perché non credo che serva per altro, quindi se si apre servirà a qualche cosa, quindi servirebbe anche a noi se, diciamo, se noi avessimo i mezzi per arrivare da qualche altra parte, ma la Luna è difficile, figurati camminare sull'universo con una navicella spaziale, è cosa da fantascienza come film, quindi non ci credo che
per adesso l'uomo possa fare una cosa di questa, quindi ce ne vorrà di tempo per arrivare a questa tecnologia. Però ultimamente ci sono molte singolarità, come le chiamano loro, che avvengono sul Sole, quindi diciamo che è così purtroppo. Ultimamente, se ci fate caso, tanti video fanno vedere, eppure tante notizie su questo Sole, che escono oggetti che camminano, buchi neri che si aprono, quindi qualcosa ci sta alla fine. Quindi non sappiamo cosa siano, però gli scienziati, ufologi e ricercatori pensano che siano tipo dei buchi neri che si aprono per accedere a qualche altra parte. Quindi diciamo che è questa lunga spiegazione logica che si può dare. Loro, come ben sappiamo, lo chiamano wormhole, cioè un buco nero in effetti, quindi che avrebbe accesso ad altre parti del nostro universo che diciamo, noi normalmente non potremmo mai arrivare. Va bene ragazzi, io vi lascio, chi non lo è. Quindi vi auguro una buona serata ragazzi, ci sentiamo più tardi, perché sempre sicuramente trovo qualche argomento, anche perché so che oggi ha fatto molto caldo e sono stati superati molti record, quindi già il video già so più o meno di cosa parlare. Quindi il caldo di oggi ha infranto molti record. Quindi ci sentiamo dopo ragazzi. Va bene? Ciao.